Alla sera al caffè con gli amici si parlava di donne e motori, si diceva son gioie e dolori. Lui piangeva e parlava di te. Se si andava in provincia a ballare, si cercava di averle più belle. Lui restava a contare le stelle, sospirava e parlava di te. Alle carte era un vero campione, lo chiamavano il ras del quartiere, ma una sera giocando a scopone perse un punto parlando di te. Fu così che una notte si uccise per la gran confusione mentale. Fu un peccato perché era speciale, proprio come parlava di te. Ora dicono che fosse un poeta, che sapesse parlare d'amore. Cosa importa se in fondo uno muore e non può più parlare di te?